da passare tutt'altro, ma tutto parte, ma arriva il professore e dice... ma arriva il professore, chi è il professore? Ma il professore, ma con l'H, io sempre senza H. Adda come un fiume, adda... Ma perché sei il professore tu? No, ma vai, quando è mondo, ma che c'è sempre scritto adda passare tutt'altro, Mamma frasca mesi, sì, proprio sul mamma frasca mesi. Ma stai sempre pronto? Ma sì, perché l'uamma frasca mezza è una locuzione che nasce proprio di questi tempi, in autunno, quando arrivava il vino novello. Dovete sapere che tutte le osterie di campagna, soprattutto quelle poste lungo le consolari, no? La Nazionale delle Puglie, la Via delle Calabrie, per indicare al viandante che c'era disponibilità di vino novello, mettevano una frasca fuori dell'osteria, un ramo fronzuto, un ramo tutto bellechino e foglie, affinché si sapesse che lì c'era il vino buono. Cosa succedeva la sera? Quando ormai il vino era finito, pure per evitare di far fermare inutilmente le persone, per evitare inutili contestazioni che potevano nascere, l'oste diceva vicino voglio l'uamma frasca mese, col significato di chiudiamola qua, smettiamola qui. E allora poi la locuzione si è estesa a tutte le volte in cui c'è una contestazione che sta nascendo, come voi due adesso, e finiamola qua, l'uamma frasca miezza. La frasca quindi è la prima forma di pubblicità del vino, se ci pensate, perché un vino buono, però un vino buono non ha bisogno di frasca, questa è una cosa particolare, che il vino buono si pubblicizza da solo. Le frasche erano molto popolari in un quartiere di Napoli dove c'erano tutte le osterie fuori porta, che non a caso veniva detto Anfrascata, la zona che ancora oggi è fra Salvatore Rosa, insomma, via Matteo Renati. Quella è la zona. Anfrascata, quella citata da Libero Bovio, in Guapparia. I sono innamorati Margherita, la femmina più bella era Anfrascata. Quella era la... alla Massimo Raniera faccio. Brite casto, buone voce. Io mi fine cantare, fino a tirare. E metto in cosciacci, ma mi si incrocia. Perché non faccio a tempo, mandolino. Perché la chitarra non si fa sentire. Ma come piace tutto concertina. A tua cabeza chiacchiera sulì. Chiagnana sì. Sta bene.